Un successo annunciato dal sold out registratosi ieri, con un pubblico che ha gremito il teatro dell'Efebo e con attenzione e applausi continui ha assistito allo spettacolo San Calò Mano ai Carusi, organizzato dall'associazione Nuovo Piccolo Teatro di Agrigento. Ha visto la presenza di un cast di artisti di eccellenza in un crescendo di contributi che hanno definito e dato corpo alla parola cultura che affianca la città di Agrigento per il 2025 attraverso storia, riti, culto, letteratura, pittura, teatro e fotografia legati a San Calogero. Mattatori della serata Gianfranco Iannuzzo e Francesco Buzzurro che hanno raccontato il loro San Calogero e tanti artisti che hanno interpretato con abile maestria il Santo Nero attraverso 1000 diverse sfaccettature. È stata un'occasione per ricordare quanti appassionati e devoti al santo ci hanno lasciato, da Camilleri a Pirandello, da Franco Fasulo a Giancampione, da Pippo Montalbano a Salvatore Passarello. Si sono esibiti Giovanni Moscato, Paolo Di Noto, Francesco Maria Naccari, Rosa Maria Montalbano, Simona Carisi, Salvatore Nocera Bracco, attori, Sergio Criminisi, pittore e vignettista, Andrea Donzella, tenore, Beniamino Biondi, intellettuale agrigentino che ha tratteggiato il profilo di Franco Fasulo, i maestri musicisti Angelo Sanfilippo, Domenico Pontillo, Salvatore Sciacca e Mario Vasile, il gruppo folk I Fiori del Mandorlo di Filippo Mandracchia e Tiziana Barone e gli immancabili e coinvolgenti Tamura di Girgenti di Biagio Licata. Momento emozionante ed applaudito quello della processione con il santo portato a spalla per il teatro accompagnato dai tamburi e dalla tradizionale zingarella suonata dal vivo dalla band. Nel corso della serata c'è stata un'anticipazione della 15ª edizione del premio Pippo Montalbano che si svolgerà in autunno, durante la quale l'attrice Elena Cianni, testimonial dell'evento, ha chiamato sul palco Francesco Bellomo, direttore artistico del Teatro Pirandello, per consegnare il riconoscimento in anteprima a Gianfranco Iannuzzo. Durante le varie performance sono state proiettate su LED wall le foto tratte dall'archivio di Domenico Vecchio, patron del concorso fotografa San Calogero, e altre di Massimo Palamenghi e Giuseppe Cacocciola, tratte da un'apprezzata mostra sul Santo Nero svoltasi lo scorso anno presso la chiesa di San Lorenzo. Il logo dell'evento, che prende spunto da una scultura di Cacocciola, è stato utilizzato per gentile concessione della Curia che ne è proprietaria. Voglio ringraziare il Libero Consorzio, nella persona del commissario straordinario avvocato Giuseppe Bologna e del dottore Achille Contino, ha concluso Caterina Montalbano, regista dell'evento, che hanno voluto questa rassegna in questo posto magnifico e hanno creduto nella nostra proposta. Questa sera ci ha riempito il cuore di gioia per l'affetto e l'approvazione che il pubblico ha voluto tributarci. Dottore Contino, questa sera uno spettacolo sold out, questo San Calò in mano ai Carusi, una stagione che sta andando oltre le sue aspettative, immagino. Sì, la stagione è andata benissimo, con il teatro classico siamo stati quasi sempre pieni e devo dire anche che diversi spettacoli della rassegna del teatro d'autore sono andati molto bene, come questo di San Calò in mano ai Carusi. È uno spettacolo fatto con le risorse artistiche nostre e Caterina Montalbano ha lavorato benissimo per coinvolgere sia le arti visive, le arti figurative e comunque gli artisti del nostro territorio. Saranno qui sul palco ad esibirsi e a parlare di San Calò, che è una figura importante della nostra chiesa. Ci saranno altri spettacoli, altre repliche importanti, fra cui quella di Ennio Morricone e Icaro. Sì, Morricone ha fatto già sold out la prima volta e ha fatto sold out la seconda volta. Avremo una replica il 12 settembre, non cercate biglietti perché purtroppo è proprio pienissimo. E poi concluderemo con un'opera straordinaria di Marco Savatteri, che ha fatto Icaro, il pensiero in equilibrio, che è lo spettacolo con cui abbiamo perso l'anno scorso, ma l'anno scorso era solo l'inizio, adesso è lo spettacolo completo. Vedete che è uno spettacolo
straordinario, quindi invitiamo tutti a prenotare il biglietto per il 15 di settembre. Magari si pensa già alla prossima stagione? Speriamo di sì, speriamo di avere le risorse necessarie e soprattutto che la politica presti attenzione a questo teatro. Salvatore Nocera Bracco è tra i protagonisti di questo spettacolo dedicato proprio a San Calogero. Sì, San Calò Mane Carusi. Veramente a me in questo momento tutto il mondo mi pare Mane Carusi. Tra l'altro i Carusi, l'andi Carusi, che ce ne tasano, quelli che in questo momento muoiono di fame, di guerre, di bombe. San Calò, dovremmo affidare di più la nostra vita a qualcuno che ci protegga veramente. È come se non avessimo più la voglia, la possibilità di incontrarci, di stare insieme, di curarci, di prenderci cura l'uno dell'altro. Ecco, stasera il messaggio è che San Calò è un San Calò povero, veramente, niuru, povero, popolano, perché è un santo a cui da noi sempre abbiamo affidato la nostra vita, le nostre azioni, anche se non siamo credenti, anche se siamo atei, perché San Calò è uno di noi. Giovanni Moscato questa sera protagonista di questo spettacolo dedicato a San Calogero, ecco proprio alle nostre spalle c'è la statua del santo. San Calogero è una canzone che ho dedicato a San Calogero, Viva San Calò, scritta almeno 30 anni fa. E questa sera ho l'occasione di ricantarla dopo tantissimi anni, dopo alcune incisioni e delle cose che ho fatto. Una canzone che è stata ripresa da tanti cantanti locali quali Giancampione e i Dioscuri, che l'hanno inserita nei loro dischi, nelle loro raccolte. Comunque San Calogero, io ho scritto questa canzone per raccontare il rito di San Calogero, che lega San Calogero alla città, ad Agrigento, questo santo miracolosissimo a cui noi tutti siamo legati e a cui vogliamo tanto bene e in cui abbiamo tanta fiducia e speranza. Francesco Buzzurro questa sera è tra i protagonisti dello spettacolo San Calò Mane Carusi. È una gioia essere qui questa sera per tanti motivi. Uno, per la devozione al santo che accomuna tutti noi che questa sera abbiamo scelto di esserci, e poi anche il fatto di ritrovare tanti amici con i quali abbiamo compiuto tante scorribande musicali e soprattutto naturalmente rivedere Gianfranco Iannuzzo, con il quale abbiamo realizzato Girgenti Amore Mio. È stato uno spettacolo teatrale che ha girato tutti i teatri d'Italia con enorme successo, quindi grande gioia, grande soddisfazione. Cosa ci farai ascoltare? Ma ho scelto un brano molto particolare, un arrangiamento della celebre aria di Puccini Nessun Dorma, perché quest'anno ricorre il centenario dalla scomparsa di Giacomo Puccini, e poi chiaramente farò un intervento insieme al caro amico Gianfranco. Gianfranco Iannuzzo questa sera è protagonista di questo spettacolo al Teatro dell'Efebo con San Calò in mano ai Carusi. Quali le novità rispetto al solito spettacolo dedicato a San Calò? So che ci sono delle cose particolari che gli spettatori potranno vedere. Io intanto non sono protagonista per niente, faccio parte di una serie di tanti agrigentini che parliamo di questo santo meraviglioso, che è un simbolo di accoglienza, di eguaglianza, di antirazzismo assoluto. Gli agrigentini non sappiamo cosa sia il razzismo, appunto veneriamo un santo nero, e questo la dice lunga in epoca di respingimenti, di polemiche di questo tipo, su quanto sia nel nostro DNA il fatto di accogliere e poi risolvere gli eventuali problemi. Quindi veramente siamo tutti orgogliosi di Lampedusa, per esempio. I lampedusani hanno insegnato al mondo cosa significa appunto la fratellanza, questo senso straordinario dell'ospitalità, dell'accoglienza. E quindi è una serata che parte su presupposti nobilissimi. Ci sono alcuni degli artisti più amati ad Agrigento. Io ho aderito con entusiasmo, perché vengo a vedere amici come Francesco Buzzurro, Giovanni Moscato, ci sono alcuni fotografi
e per esempio c'è una statua di Peppe Cacciola che non è stata, insomma, artisti che parlano dell'amore che si ha per questo santo che veneriamo, San Calogero, della nostra Agrigento. Non lo conoscevo, che non conoscevo del teatro, bellissimo il Teatro dell'Efebo, che era una cava di tufo, no? Quindi credo che da qui migliaia e migliaia di anni fa furono prese i testette per fare i templi, quindi siamo in tema assolutamente. È una festa agrigentina. È stata una stagione estiva bella per te, ricca di appuntamenti, segno che il pubblico ti apprezza e ti ama sempre di più. E questo lo sai bene perché ci conosciamo da anni, caro amico mio, è una cosa che sai quanto mi inorgoglisca, perché stiamo preparando anche una mostra fotografica con Beniamino Biondi, con il mio grande amico e maestro che è Angelo Pitrone. La faremo alle fabbriche chiaramontane, una cosa poi stasera credo che lo annunceranno e sarà una bella occasione per parlare della nostra città. Rosa che si tessava a maritare, a brigare, Peppe lo zoppo vuole guarire, a cantare. Viva viva, viva viva, viva viva San Calò, viva viva, viva viva, viva viva San Calò. Chiste lo santo di Riguardarosi, che tutto il giorno lo vanno a pregare, senza sapere capi guarire, basta cantare. Lo pace eterno nella Vallassari, senza dirlo chi sta città non ci può stare. E quando passa la processione, sopra la vana lo fanno a chittare, da Caristia non va a salvare, e tempo buono sempre a andare, e la campagna va a sciorire, e le ricchezze non hanno a mancare, e la salute non va a aiutare, per tutta la vita ne la va a scialare, e non bisogna ne la va a trovare, picchi la fortuna di questo paese, e questo santo libro è peggio che ne protegge, e ne vuole bene. Viva viva, viva viva, viva viva San Calò, viva viva, viva viva, viva viva San Calò. San Calorio di Naro, fa le grazie al Vigliaro, San Calorio di Giurgetti, fa le grazie Vinnenti, San Calorio di Canicatti, ne feci una e si mi quindi. San Calorio da Marina, mangia il vivo ogni mattina, San Calorio di Brutti, mangia viva e si mi frutti. Viva viva, viva viva, viva viva San Calò, viva viva, viva viva, viva viva.